Allora, tante problematiche, quindi tanta attenzione che deve essere fatta. Adesso altre energie vengono date ed evolute per quanto riguarda le bollette, da un lato per cercare ancora di risparmiare, perché per carità i prezzi si sono un minimo, chiedo anche conferma, sì, minimo, però non sono tornati ai tempi di una volta, però in compenso è aumentato, i beni di consumo ordinari sono aumentati alle stelle, rischiamo ancora degli aumenti, tra l'altro ci erano già anticipato, quindi vuol dire che li vogliono fare a prescindere, ormai abbiamo capito l'andazzo, e quindi stare attenti ai consumi, però stare attenti anche adesso con il mercato libero che ufficialmente per l'energia si è aperto, poi ci sarà quello anche del gas. A chi viene data ovviamente fiducia, no? Sì, innanzitutto dobbiamo stare molto attenti nella gestione delle nostre spese, quindi redigere il bilancio familiare può essere un ottimo strumento per capire quante risorse abbiamo a disposizione e quante capacità di spesa abbiamo, perché come diceva lei giustamente, oggigiorno viviamo dei rincari che sono piuttosto importanti, fare la spesa, riuscire a far quadrare i conti a fine mese diventa difficile. Nel settore dell'energia dobbiamo stare molto attenti perché ormai è stato abolito il mercato tutelato del gas, quello dell'energia verrà abolito a luglio. Ecco, ho fatto il contrario, ho sbagliato io, prima sì. Niente paura, a luglio invece verrà abolito quello dell'energia elettrica, avremo solo mercato libero, almeno per la gran parte degli utenti, e quindi quest'ultimi devono costantemente monitorare l'economicità della loro offerta. Costantemente? Ma sì, perché noi non possiamo fare come eravamo abituati a fare prima, di scegliere il fornitore e poi dimenticarci di avere quella determinata offerta commerciale. Arrivano le bollette, le mettiamo da una parte. Magari sono accreditate in banca, va da sé. E manco le guardiamo. No, assolutamente no, perché nel settore dell'energia elettrica e del gas adesso ci sono delle nuove offerte di tipo commerciale che possono anche cambiare nel tempo. Nel tempo io posso trovare delle offerte commerciali più convenienti con un altro fornitore. Dobbiamo abituarci a cambiare fornitore perché in questi casi la fedeltà non paga, anzi aggrava il nostro budget familiare. E quindi dobbiamo un po' acquisire quegli strumenti minimi necessari per fare le scelte giuste, ne vale della salute del nostro portafoglio. Come lo posso fare? Beh, intanto uno strumento è il portale delle offerte dell'autorità che viene messo a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini e col quale si può accedere a una banca dati di offerte di preventivi sia dell'energia elettrica che del gas e che vengono comparati, costantemente aggiornati e quindi si può capire qual è il fornitore più vantaggioso, e questo lo devo fare anche quando ho già una fornitura che io ritengo che sia economicamente vantaggiosa, perché può essere che quest'ultima di lì a poco tempo, 6 mesi, un anno, cambi, magari in maniera velata, mi vengano imputati dei costi che erano previsti nel contratto non inizialmente ma solo successivamente e quindi rischio di pagare di più. Quindi noi ci dobbiamo abituare costantemente a consultare il portale delle offerte. Poi nella scelta del fornitore dobbiamo stare molto attenti perché ci sono fornitori seri e fornitori meno anche lì, seri. però come uno fa a saperlo? Qual è quello Anche lì giusto? internet può essere un ottimo strumento perché ormai tutti noi consumatori ci siamo abituati a dare giudizi, commenti e recensioni anche alle società di fornitura, quindi verifichiamo qual è la loro referenza su internet, sentiamo le associazioni di consumatori che ci possono dare un aiuto. Noi tra l'altro abbiamo anche attivato un servizio di verifica delle bollette per aiutare il consumatore a capire se sta pagando il giusto, se ci sono delle possibilità di risparmio, se conviene cambiare fornitore, un po' accompagnarlo attraverso questo processo delicato dell'abolizione del mercato tutelato. Dicevo che il fornitore però va scelto anche in base alla sua referenza, alla sua credibilità
alla presenza sul territorio di sportelli fisici, non dico in tutti i comuni, ma almeno nel capoluogo di provincia, perché così se ho un problema non devo impazzire nelle attese al call center, ma posso andare in un ufficio fisico e parlare con una persona che si spera mi possa dare qualche risposta più cogente rispetto a quelle che trovo al telefono, e deve essere presente un protocollo di conciliazione con le associazioni di consumatori. Cioè cioè, come si fa a saperlo? Quindi bisogna chiedere... Basta consultare i siti delle società energetiche. Okay. Normalmente c'è proprio un menu dedicato al rapporto con le associazioni, ai reclami o alla conciliazione, e dove si può verificare che è attiva un protocollo con le associazioni, in modo tale che se ho un problema posso rivolgermi all'associazione. La prossima volta dovreste far vedere come redigere un bilancio familiare o metterlo sul sito, così da poter agevolare una corretta compilazione. È solo un consiglio, grazie. Ma io direi molto volentieri sul nostro sito di consumveneto.it, sotto il menu progetti è già presente una risorsa che può dare le prime indicazioni e le prime informazioni. Noi abbiamo anche messo in campo qualche volantino, qualche opuscolo. Abbiamo anche stampato un'agenda 2024, anzi invito il telespettatore magari a contattarci via mail a veneto@diconsum.it, che le diamo gratuitamente ben volentieri questa agenda. Eccola, perché quello è uno strumento che ci aiuta non solo a tenere sotto controllo le date, le scadenze. Si possono prendere informazioni, cioè scrivere notazioni, però ci sono tantissimi suggerimenti, perché non solo da associazioni di consumatori ma anche nella vita quotidiana, cosa fare, come comportarsi, le attenzioni a seconda dei mesi e dei giorni, quindi anche molto utile effettivamente, bella, colorata e utile. Lì dentro abbiamo inserito anche il bilancio familiare. Ogni settimana c'è una scheda dove si possono inserire le entrate e le uscite, con la possibilità di fare i totali, in modo tale che a fine mese so quanto ho speso dell'uno o dell'altro, però ben volentieri noi siamo disponibili con tornare qui a TV7 e parlare anche più in dettaglio. Eccola quella, esatto, è la scheda dove si possono inserire le entrate e le uscite settimanalmente e avere quindi un quadro sotto controllo di quelle che sono le nostre già spese. Bella pronta, spese di casa, spese personali, mamma mia, tutto quanto, uscite della settimana, poi si fa alla fine del mese, si guarda, orrore. Si fa il bilancio mensile, alla fine dell'anno, potrò andare in vacanza. Annuale. Solitamente segnare le entrate è molto semplice, perché si tratta di un'entrata unica, al massimo 2, e bisogna abituarsi, questo sì, a tenere sotto controllo le uscite, magari tenere gli scontrini giorno per giorno o una volta alla settimana, se proprio non si ha la costanza di farlo quotidianamente, segnare tutte le uscite, e chiaramente ricordarci sempre che le entrate devono essere superiori alle uscite e devo trovare anche una percentuale da dedicare al risparmio. Io devo mese per mese mettere da parte qualche centinaia di euro, se sono fortunato, ma anche meno, per costituire un piccolo cuscinetto di salvaguardia per gli imprevisti, la macchina che si guasta, le spese mediche e quant'altro. Davide Cecchinato, presidente di Consum Veneto, grazie di essere stato qui con noi. Il tempo è volato, abbiamo detto tantissime cose, tante ce ne sarebbero ancora da dire. Io qua ho un elenco anche di vostre annotazioni, segnalazioni. Grazie, buon lavoro, perché ce n'è da lavorare. Speriamo di rivederci anche presto comunque. E a voi cari telespettatori, grazie di averci seguito, aver partecipato con i vostri messaggi. Comunque leggeremo quelli che ci arrivano dopo, e poi io vi consiglio comunque di contattare direttamente l'associazione consumatori, perché così può analizzare meglio la nostra singola problematica, la singola questione, e così evitate poi problemi da risolvere dopo, che sono sempre un po' più gravosi. Buon proseguimento, sempre sul canale 19. Grazie.